Il cuore mio è bianco e rosso, la mia fede è profonda, come il picchio che vola nel bosco. Cantiamo l'inno della vittoria. Volano, voliamo con te. Ti amo perché sei la squadra migliore che c'è. Vola sempre più in alto, con coraggio noi lottiamo, uniti avanti andiamo. Volano valle per vincere, nome dell'onore, della gloria e della sconfitta. Il volano è il nostro amore, la nostra storia, la nostra vita. Siamo con te, volano, voliamo con te. Ti amo perché sei la squadra migliore che c'è. Festa do fim de semana, só um rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem sou, passo bem sou, passo bem sou. Na festa do fim de semana. Zero punti in classifica, 2 sconfitte per la nostra formazione. Un inizio che nessuno si aspettava e sicuramente non si augurava da parte di tutta la società. Ovviamente questo è lo sport. È un inizio difficilissimo per noi, dato che siamo ultimi in classifica, siamo l'unica squadra ancora a 0 punti e soprattutto stiamo anche convivendo con il difficile addio di Andrea Cestari, che per motivi che lui sa e la società sa, con un grande rammarico ha annunciato le dimissioni a metà settimana.
e al suo posto verrà Luca Parlatini, che sarà già in panchina con noi quest'oggi per iniziare un nuovo percorso con la nostra società. Ovviamente l'augurio di oggi è che la Rotoplas possa trovare i primi punti della stagione. Amiche e amici sportivi, buonasera e benvenuti da Lorenzo Minacapelli. Siamo in diretta dal nuovo padiglione polivalente di Torbole Casaglia in provincia di Brescia per la terza giornata del campionato di Serie B1 Girone C, che vede a confronto la Idra Torbole Casaglia e la Rotoplas Volano Volley. Allora, società abbastanza rivoluzionata oggi, perché questa sarà l'ultima partita di Andrea Cestari e il suo canto del cigno con la nostra società. Vi mandiamo il miglior augurio perché possa trovare che possano risolversi i suoi motivi. Gli auguriamo anche il meglio per la sua carriera professionale. Ridiamo anche il benvenuto a Luca Parlatini, che dopo un anno lontano da Volano, dopo le 5 stagioni fatte dalla 2019 alla 2024, ha portato la Rotoplas a 3 anni di playoff, scusate, 2 anni di playoff, no scusate, 3 anni di playoff, scusate, perché la Rotoplas ne ha fatti 4, e quindi ci auguriamo che possa esserci anche una svolta a partire da questa partita. Saluto Silvia Briani, la nostra regista, e tra poco inizierà questa partita, tra 10 minuti. E allora noi adesso ci fermiamo qui un attimo con il microfono e torniamo tra poco per l'inizio della partita.
apriamo il microfono, sta per cominciare questa partita. Niente, starting six prima di cominciare. Presentiamo le formazioni di stasera. Per la squadra Rotoplas Volano, con il numero 3 Akbordavi Emanuela, con il numero 9 Costalunga Monica, con il numero 13 Petruziello Carlotta, con il numero 14 Zana Matilde, con il numero 15 Ferrari Camilla, con il numero 17 Tomasetti Arianna, con il numero 10 Piero Elena. Prima allenatore la formazione di casa Indras Torbole Casaglia, con il numero 4 Lumini Alessia, con il numero 6 Sirsi Adriana, con il numero 8 Campi Rene, con il numero 12 Capertia Emma, con il numero 17 Marchesini Aurora, con il numero 18 Lumini Marta, con il numero 15 Riccardi Camilla. Primo allenatore Padro Irene, secondo allenatore Bovizzi Nicola. Allora, gli arbitri sono il signor Simone Scaviglia e Giulia Visalli, il secondo. Sono i due arbitri. Sestetto tipo per la nostra Rotoplas, che oggi prova ad andare a caccia dei primi punti stagionali dopo che ha perso le prime due gare per 3-1 contro il Brembo Volley Team e contro la quotatissima Azimuth Giorgione. E quindi adesso siamo abbastanza non in una bella posizione, visto che ambiamo sicuramente a qualcosa di meglio. Allora, il primo servizio sarà di Torbole. Col numero 17 si prepara Aurora Marchesini, la formazione bresciana. Buon divertimento a tutti, a voi che ci seguite sul canale di Volano Volley Channel. Inizia la partita con Piero Bon che riceve il servizio. Attacca Ferrari, il primo attacco però è spento da Adriana Sinzi. Poi prova l'attacco, che ha provato Marchesini, ma anche qui non è andata a buon fine. Poi arriva Camilla Ferrari che firma il primo punto della partita. 1-0 Rotoplas dopo questa prima azione di gioco. Pronta al servizio Arianna Tomasetic per la formazione di Andrea Cestari, che per chi non lo sapete si è sintonizzato proprio pochi secondi fa. È all'ultima partita, se avete letto il comunicato ufficiale sui nostri canali social, ha deciso con grande dispiacere di dimettersi per quei motivi personali e gli facciamo comunque un grande augurio. Primo punto anche per Torbole, ha segnato Adriana Timsi, 1 pari dopo 2 azioni. Pronta al servizio adesso Marta Cherubini per la formazione di Irene Favero. Tutto il servizio, ha ricevuto Ferrari, però c'è la free ball concessa che Aurora Marchesini sfrutta alla perfezione. 2-1 per Idras che si porta in vantaggio. Abbiamo 2-1 adesso nel corso di questo primo set. In panchina c'è anche comunque il sostituto, colui che prenderà il posto di primo allenatore, Luca Parlatini. Ricordo 5 stagioni tra le biancorosse. Ace di Marta Cherubini, vale il 3-1 alla formazione di Irene Favero. 3-1 adesso. Ancora Marta Cherubini poco fa, ace vincente per la giovanissima centrale. Servizio ancora battuto su Monica Costalunga, stavolta impallonito, prova Ferrari ma c'è la difesa di Torbole. Poi tentativo d'attacco difeso da Piero Bon. Attacca Camilla Ferrari, punto vincente.
secondo punto Rotoblast. Matilde Zara ora al servizio. Zara in rete il servizio, siamo 4-2 per Torbole. Servizio Aurora no, la numero 12 è Malaperchia, scusate. Brava inizialmente. Laperchia, servizio battuto. Riceve Monica Costalunga, Zara alza, Agbortabi attacca ma c'è la difesa così del muro di Laperchia. E poi l'attacco è vincente di Alessia Lumini. 5-2 per l'Hydras Torbole Casaglia nel corso di questo primo set. Malaperchia al servizio. Battuto ancora su Costalunga. Attacca Ferrari col mani. È out, perfetto. Terzo punto per la formazione di Andrea Cestari. Punto di Camilla Ferrari col mani out. Pronta Ferrari. Servizio battuto. Ricevuto il libero. E poi attacca Vincent a numero 6 Adriana Simsi. Lei che ha fatto il sesto punto per l'Hydras Torbole Casaglia. Battuto. Riceve Piero Bon. Alza Zara. Zona Monica Costalunga che attacca ma c'è la difesa giocabile per Torbole. Agbortabi in free ball che attacca però viene murata. Agbortabi, Piero Bon, zona Carlotta Petruzziello. Ed è vincente l'attacco di Carli. 4-6 per la Rotoblast adesso. Emanuela Agbortabi ora al servizio. Muro vincente. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. 5-6 adesso col muro vincente della Rotoblast. Ancora Agbortabi al servizio. Ricevuto Simsi. Tentativo a pallonetto. Ancora giocabile per Torbole però. Oh, Tomasetti attacca Ferrari. Camilla Ferrari, parità al nuovo padiglione polivalente. 6 pari. Vedo che René Campi chiamava che forse una portata alle nostre ragazze. Non è di questo avviso il primo arbitro che gli ha detto che non c'era. Agbortavi ancora lei al servizio. Servizio out. 7-6 per Hydras Torbole Casaglia con il servizio out di Agbortabi. Adriana Simpi al servizio. La formazione di Irene Favero. Battuto. Riceve Ferrari. Zara. Petruzziello. E poi a Tomasetic però difende ancora l'Hydras. Ed è giocabile ancora per la Rotoblast perché è stata concessa una free ball che Petruzziello non riesce a sfruttare purtroppo per noi. E questa volta passa l'attacco di Adriana Simsi. 8-6 per l'Hydras Torbole Casaglia. Quindi 8-6 il punteggio. Allora al servizio adesso c'è la numero 8 René Campi. Servizio battuto. Ancora su Ferrari. Zara. Attacca Monica Costalunga ma c'è la difesa di, credo proprio di Campi. E poi attacca ma è out l'attacco di Simsi. 7-8 adesso il punteggio. Adesso la nostra capitana Carlotta Petruzziello al servizio per la formazione di Andrea Cestari.
ricevuto il libero, attacco vincente, ho visto bene di Cherubini o di, però non ne sono sicuro. Arianna Alessia Lumini al servizio. Battuto con l'audio del net, ha ricevuto Ferrari, attacca Monica Costa Lunga ma c'è la difesa di Hydras. E poi l'attacco Ferrari col piede e Piero Bon in free ball. Attacco è out, 9-8 adesso. Unica Costa Lunga al servizio. Battuto. Attacco vincente di Aurora Marchettini. 10-8 il punteggio. Battuto da Marchesini, riceve credo Piero Bon, attacca Thomas Etic ma viene murato Thomas Etic. Siamo 11-8 adesso per l'Hydras Torbole Casaglia, allunga un po', ancora Marchesini al servizio, una formazione di Irene Favero che sta conducendo questo primo set. Il servizio battuto, riceve Piero Bon, Zara attacca Ferrari, attacco è vincente di Camilla Ferrari, vale il 9° punto per la Rotoblas. Rihanna Tomasetti già al servizio. Servizi di pulizia delle Muppets, li può riprendere a giocare. Tomasetic, qui si è battuto su Severi, scusate. Poi attacca, il tubo di scappamento dell'aria condizionata ha tratto un po' in inganno, ormai sembrava andasse a toccare, invece ha fatto l'arco intorno. 12-9. Emma Laperchi al servizio. Tutto Costa Lunga, però forse ancora gioca Black Bortabi in free ball. Si prova l'Hydras, out. L'attacco sì, niente, tocca muro. 10-12 punteggio. Matilde Zaro al servizio sul 12-10 a favore sempre dell'Hydras Torbole Casaglia. E fino adesso non ha concesso mai un punto di vantaggio alle nostre ragazze. Prova l'Hydras, Bon è difeso dopo l'avvio del muro. Attacca Ferrari, l'attacco è in campo di Camilla Ferrari. 12-11. Fa sotto la formazione di Andrea Cestari. Adesso c'è un punto a separare le due formazioni. Pronta Zara, servizio battuto, ricevuto il libero Severi. Relativo pallonetto Ferrari quasi col mani out, che però Hydras ci mette una pezza. Ancora giocabile, Severi alza il pallonetto ancora nella metà campo del Torbole. Muro vincente! Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. 12 pari allora, Matilde Zara al servizio. Battuto. Bruziello. Hydras in difesa, però deve concedere una free ball Simsi.
Adesso c'ho qui davanti purtroppo delle persone, non riesco a vedere niente. Ecco qui Akbortabi. Tacco è in campo. 13-12, Royal Armani out. Malaperchi al servizio, battuto Piero Bon, ora ha ricevuto il servizio, attacca Ferrari, Camilla Ferrari, 13 pari. Sono 13 pari adesso, nel corso di questo primo set. Muro di Akbortabi. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Primo vantaggio della partita per la Rotoblas, 14-13. Se escludiamo il primo punto della partita, scusa. Ferrari. Piero Bon. Ora ci ha provato Simsi. Petruziello. Nastro attutisce abbastanza il colpo. Stavolta è Zara a difendere. Attacca Petruziello. Carlotta Petruziello. Attacco e out. Di nuovo parità. Nuovo padiglione polivalente di Torbole Casaglia. 14 pari. Indicazioni di Luca Parlattini ad Andrea Cestari. Attacca Akbortabi Murata però. Piero Bon. Provato Monica Costalunga, però è giocabile perché Severi ci mette una pezza, però deve concedere una free ball Lidras. Attacca Monica Costalunga. Vantaggio di nuovo della Rotova, 15-14. Pronta al servizio Emanuela Akbortabi. Battuto il servizio in rete purtroppo. 15 pari. Al servizio René Campi per l'Idras Torbole Casaglia. Battuto. Buon servizio su Ferrari, ma c'è Thomas Etige che rimanda il colpo al mittente. Siamo 16-15 per la Rotoblas. Servizio di Petruziello, battuto su Finzi. Giocabile ancora. Un'altra opportunità per l'Idras. Tomasetic. Zara. Carlotta Petruziello attacca. C'è la difesa di Laperchia. Ancora Piero Bon. C'è invasione. Invasione contro la Rotoblas. Tomasetic alza il braccio dicendo ho toccato io con la spalla alla rete. Di nuovo parità, quindi 16 pari. Battuto su Piero Bon. Zara. Attacco out di Monica Costalunga. Vale di nuovo il vantaggio per l'Idras. 17-16. Alessia Lubivi al servizio. Battuto. Ferrari. Zara. Muro di Zara però giocabile ancora per l'Idras. Ed è vincente con
Adriana Timpi 18-16. Adesso Andrea chiamerà il suo primo time out della partita ed eccolo qua. Sponsor. Di nuovo in diretta dal nuovo padiglione polivalente di Torbole Casaglia in provincia di Brescia, dove l'Hydras Torbole Casaglia sta conducendo il primo set per 18-16 contro la Rotoplas Volano Volley. Servizio out. E out il servizio 17-18. Pronta Monica Costalunga. Punto vincente di Hydras 19-17 adesso. Le ragazze di Irene Favero. Aurora Marchesini al servizio per le neroverdi. Ferrari. Niente da fare per Severi che non ci arriva per un pelo. 19-18 per la sempre per l'Hydras Torbole Casaglia. Tomasetti battuto su Severi. L'attacco è vincente di Adriana Timsi. Siamo 20-18. Marta Cherubini a servizio. La formazione bresciana. Battuto su Monica Costalunga. Zara Ferrari. Deve ancora la difesa di Hydras. Giocabile ancora per l'Hydras dopo il muro della Rotoplas. Muro. No, free ball ancora. Ce ne va mai bene una in questa partita. Per fortuna Bortavi mette le cose a posto. 19-20. Pronta Zara. Zara. Battuto su Severi. Ace. Venti pari adesso. L'ace di Zara ha riportato la parità. E non so cosa sia successo. C'è il secondo arbitro che è andato, non ho capito bene, a parlare con qualcuno del retropanchina di Hydras. Non so cosa sia successo, forse. Attacco vincente. Nuovo vantaggio di Hydras Torbole Casaglia. Siamo 21-20 adesso in questa prima frazione di gioco. E arriva l'ace
dell'Hydra, 22-20. Petrucciello è andato a parlare con il secondo arbitro, sponsor. Di nuovo in diretta dal nuovo padiglione polivalente di Torbole Casaglia, 22-20 a favore di Hydras nel corso di questa prima frazione di gioco qui in provincia di Brescia. Costalunga, Zara, Ferrari attacca, viene murata però giocabile ancora per la Rotobla, trova Carlotta Petrucciello ma c'è la difesa di Hydras, però deve concedere una free ball, attacca Ferrari ed è vincente il punto di Camilla Ferrari, 21-22. Camilla Ferrari. Servizio di Ferrari, battuto in questo momento, ricevuto Severi. L'attacco poi è vincente di Adriana Timpi, 23-21. Zara dal centro Ferrari, attacco vincente di Camilla Ferrari, 22-23. Pronta Maya Gosner a entrare per Emanuela Gbortavi. Eccola qua Maya, pronta al servizio. Tema sponsor. Di nuovo in diretta dal nuovo padiglione polivalente di Torbole Casaglia, siamo a 23-22 per l'Hydras. Pronta al servizio Maya Gosner, appena entrata per Emanuela Gbortavi. Servizio battuto. Giocabile per l'Hydras, giocabile per la Rotoma, ma non c'è nessuno pronto a evitare il punto. 24-22 per l'Hydras che ha il primo set ball di questa partita. Servizio va Rene Campi. Tutto su Piero Bon. Zara, Monica, Costalunga. Mamma mia, giocabile. No, alla fine no. 23-24. Prima palla set annullata. 24-23. Carlotta Petrucciello al servizio. Battuto. Prova l'attacco Lumini. Ancora giocabile per Hydras. Relativa pallonetto Piero Bon. Attacca Ferrari al centro col pallonetto. Severi, che salvataggio di Severi. Poi attacca al centro e out. Ti ha benedetto il nastro qua. Si ha benedetto il nastro qui. 24 pari.
Pronta Petruzziello al servizio. Battuto Severi. Attacco vincente di Aurora Marchesini. Di nuovo 25-24 per l'Hydras. Pronta Alessia Lumini. Un altro set ball per l'Hydras. Pierobon. Ferrari alza zona Petruzziello. Attacco e out. 26-24. Si chiude qua il primo set a favore dell'Hydras. Andiamo con gli sponsor e torniamo per l'inizio del secondo. Solo in quella della partita del game day. Di nuovo in diretta, nuovo padiglione polivalente di Torbole Casaglia. Inizia il secondo set qui in provincia di Brescia. Questa lunga, attacca Ferrari. Attacco è out, primo punto Rotoblas. 1-0. Una persona mi ha detto aver vinto il primo set nelle prime 2 giornate ci ha sempre portato male. Vediamo se perdere il primo magari ci aiuta a vincere la prima partita, o almeno a prendere il primo punto. Perché sta andando davvero salvato Cherubini dopo la difesa di Pierobon. Zara.
Monica Costalunga, il nastro, restituisce il pallone al mittente, uno pari. Servizio di Cherubini. Zara. Attacco vincente Camilla Ferrari. 2-1. Sono 2-1 per la Rotblat. Servizio di Tomasetti in rete. Due pari. Fa tutto il servizio da La Perchia, giocabile per la Rotblat. Subito Ferrari, difesa Severi. La Perchia attacca e ci riesce. Aurora Marchettini. 3-2, vantaggio dell'Hydras, Torbole Casaglia. Giocabile, buono Bon, Ferrari. Severi, La Perchia, attacca. Uno ci ha provato. Campi. Murata, la Rotblas. Petruziello. Ferrari, Murata, anche Ferrari. Zara di nuovo, Ferrari. Così del muro difeso Marchesini. Attacco poi vincente di Lumini. Siamo 4-2. La Perchia al servizio. Battuto Cherubon, Zara. Ferrari in pallonetta difeso La Perchia. Severi. No, non era Severi ma era Riccardi. Poi il punto è comunque dell'Hydras. Qua 5-2, time out. No, scusate, il cambio. Entra Lidia Marcart per Carlotta. Scusate, è entrata Lidia Marcart. No, Anna non ce la posso fare oggi, scusate. Anna Bacchini è entrata per Monica Costalunga. Mamma oggi ragazzi. Ma La Perchia al servizio su Piero Bonzara. Agbortavi, punto vincente di Emanuela Agbortavi. Siamo 3-5 adesso. Matilde Zara al servizio. Ricevuto Riccardi. Ecco, poi è vincente di René Campi. 6-3. Serve Diana Simsi. Servizio su Piero Bonzara. Petruziello attacca. È vincente l'attacco di Carlotta Petruziello. Siamo 6-4. Camilla Ferrari al servizio sul 6-4. Palla corta, giocabile. Rotoblas. Nella confusione nella nostra metà campo. Ancora Ferrari attacca. Difeso la Hydras. E poi l'attacco è vincente. Aurora Marchesini.
Siamo 7-4. Servizio in rete di Rene Campi. 5-7. Emanuela Bortabi al servizio. Battuto su Riccardi. Attacca Lumini ma viene murata. Ancora Riccardi, alza stavolta nella zona di Marchesini, scusate. Anna Bacchin murata. Alza Bacchin a Ferrari al centro. Difeso la Perchia. Attacca Lumini, difeso da Zara. Bortabi. Attacca Petruziello. Thomas Etig in free ball. Una Bacchin murata, ma una Bacchin ancora giocabile Zara. Attacca Ferrari, difeso la Perchia. Lumini e Vincenzo attacca rete Lumini. 8-5 il punteggio. Chiedono la rotazione. Allora Alessia Lumini al servizio. Lumini, servizio battuto. Una Bacchina attacca, ma c'è la difesa di Simsi. Ancora una possibilità per la lotta col pallone di Petruziello, che però non va a buon fine. Neanche quello di Simsi. Si riprova Petruziello. L'attacco è out. 9-5 il punteggio per l'azione di Irene Favero. Alessia Lumini al servizio. Bacchin, difeso Riccardi. Attacco vincente di Marta Cherubini. 10-5 il punteggio. Time out sponsor. Di nuovo in diretta dal nuovo padiglione polivalente di Torbole Casaglia. Siamo 10-5 a favore dell'Idras. Nel corso del secondo set, il primo set è finito 26-24 per la formazione di Irene Favero, che conduce la partita per 1-0. Servizio di Lumini su Bacchin. Zara. Niente da fare, free ball concessa all'Idras. E attacca. C'è l'infrazione dell'Idras. Sesto punto per Volano. È stato la linea di 3 metri, quindi, ed è vietato per le ragazze, per le giocatrici che sono dietro, a meno che non saltano. Siamo 6-10 adesso. Servizio di Petruziello, la nostra capitana, sulla numero 6. Poi l'attacco vincente di Marta Cherubini. 11-6 per l'Idras. Adriana Simsi aveva ricevuto. Aurora Marchesini al servizio.
Tomasetti, Zara. Prova Petruzziello, ma c'è la difesa di Lumini. Tacco out. Tacco è out. Sì, 7-11. Pronta Anna Bacchin al servizio. Le ragazze di Andrea Cestari. E tutto su Simsi. Tacco vincente Marta Cherubini. Siamo 12-7 adesso. 12-7. Adesso al servizio per l'Idas va la numero 18 Marta Cherubini. Piero Bon. Zara. Bacchin Murata. Bacchin Murata 13-7. Pronta Cherubini al servizio, ancora lei. Servizio in rete. 13-8 per sempre per l'Idras. Tomasetti già al servizio ora per le biancorosse di Andrea Cestari. Battuto. Ricevuto Marchesini. Perché poi attacca. Almeno ci ha provato Simsi. Giocabile ancora. Attacca Bacchin. Difesa di Riccardi. Zara. Ferrari. Attacco vincente. Camilla Ferrari. 9-13 il punteggio adesso. Rihanna Tomasetti. Ancora lei al servizio. Ricevuto Marchesini. E poi attacca Rihanna Simsi. 14-9 per l'Idras Torbole Casaglia. Emma Laperchi al servizio. Battuto. Giocabile per l'Idras con questa free ball. Lumini. Murata da Ferrari. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. 14-10 Rot. Muro di Ferrari. Pronta Zara, servizio battuto. Ricevuto Riccardi. Aperchi, attacca Rene Campi, va a toccare il suo fit. 15° punto per l'Idras Torbole Casaria. Servizio affidato a Adriana Simsi, che batte in questo momento su Bacchin. Zara, attacca Agbortabi. Invasione della Rotoblas, credo di Agbortabi o di Zara dopo il palleggio. 16-10, timeout sponsor. Di nuovo in diretta al nuovo padiglione polivalente di Torbole Casaglia. 16-10 il punteggio.
nel corso di questo secondo set che conduce l'Hydra Storbo e Cadaglia. Al servizio la numero 6 Adriana Simsi. Ferrari ha provato ma non è andato a buon fine questo attacco, ma neanche Simsi. Vediamo se lo sfruttiamo con Carli, la nostra capitana. 11-16. 11-16 Carlotta Petruzziello. Ferrari, servizio battuto, ha ricevuto Marchettini e poi attacca proprio Aurora Marchettini. 17° punto per l'Hydra. Rene Campi al servizio. Servizio in rete di Campi. 12-17. Emanuela Agbortavi al servizio. Agbortavi ricevuto Spinsi. Lumini difende Ferrari anche con l'ausilio del muro. Zara, Anna Bacchin, out l'attacco. 18-12 per l'Hydra. Lumini, Ferrari, Zara. Operazione di quarto tocco, Bacchin purtroppo attacco è stato rispedito al mittente. 19-12. C'è un cambio e rientra Monica Costalunga per Anna Bacchin. Purtroppo il cambio non ha dato purtroppo i risultati sperati. Servizio di Lumini in rete. 13-19 adesso. Pronta la capitana Petrusiello ora per la formazione di Andrea Cestari. Serve su Riccardi. La Perchia. Tentativo d'attacco neutralizzato da Piero Bono. Attacca Ferrari ed è vincente. Sì, Camilla Ferrari. 14-19. Ancora Carli al servizio. Battuto. La Perchia. Fondato il muro bianco-rosso della Timti. Siamo 20-14. Aurora Marchesini. Battuto. Mamma mia, con l'ausilio anche del net. Per poco non si trasformava in un ace. Pallonetto a due mani di Marchesini. Ci prova Monica Costalunga, ma c'è ancora Riccardi a negargli il punto. Allora ci prova Marchesini, però c'è Piero Bon. Allora ci riprova Monica Costalunga. 15-20. Monica, servizio, battuto su Simsi. Poi attacco è out di Cherubini. 16-20. Costalunga
Monica Costalunga al servizio. Battuto. Dovuto Marchesini. Free ball concessa alla Rotoblas. Vediamo di sfruttarla. Dato una setting però Muro gli dice di no. 21-16. René Campi. No, scusate, era Marta Cherubini che aveva battuto. Ferrari, attacco vincente. 17-21. C'è un cambio. Arianna Tomasetti al posto di Maya Kostner. Maya Kostner al servizio. Tutto la Perchia e poi l'attacco facile di Marchesini. 22-17. Emma La Perchia al servizio per la formazione di Irene Favero nel corso di questo secondo set. Siamo 22-17, 1-0 anche a favore di Torbole. Servizio su Piero Bon. Monica Costalunga ha provato l'attacco ma il nastro gli ha tutito il colpo e prova Lumini ed è vincente l'attacco. Sono 23-17. È Malaperchia, ancora lei al servizio. Palla lunga, però c'è il muro di Zara. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. 23-18. Matilde Zara al servizio. Battuto. Marchesini poi attacca. Ci ha provato almeno Simsi, ma non c'è la difesa della Rotola. Attacca Petrucciello, ma viene murata da Rene Campi. 24-18. Set ball per l'Idras. Set ball con Simsi. Riceve tiro buono. Attacca Ferrari, ci ha provato almeno, però Simsi ancora con lo tiro anche del muro difende. Poi prova Lumini in Piero in pallonetto, ci prova anche Petrucciello. Alza Riccardi, zona Marchesini ed è vincente il punto. 25-18, 2-0 per l'Idras. Andiamo qui in sponsor e torniamo per il terzo set.
Di nuovo in diretta, apriamo il microfono intanto che c'è la prima azione. Ferrari primo punto 1-0, Rotoblas. Rotoblas, Arianna Tomasetti al servizio. Battuto. Subito Riccardi, Marchesini, poi approva l'attacco Timsi, Monica, Costa Lunga, out l'attacco, uno pari, anche per Lidra. Marta Cherubini al servizio. Marta Cherubini al servizio. Va tutto in rete, 2-1 Rotoblas. Battuto. La Perchi attacca, mani out di Quincy. Pronta Emma Laperchia. Murata Akbortabi. Terzo punto per l'Idras. Malaperchia, ancora lei al servizio. Sul 3-2. Monica contro palla lunga e niente da fare qua. Troppo facile per Simsi questo attacco. 4-2. Poi attacca un parolone per più adagiare la palla nella metà campo bianco-rossa. Ancora la Perchia al servizio. Il servizio battuto su Piero Bonza per pallonetto vincente. Non è vincente perché c'è la difesa della Rotoblas. La Perchia, Lumini e il mani out. Siamo 5-2. Ancora prima c'è il servizio delle nostre mappe, delle Mappes di Turbole Casaglia. Ancora Emma Laperchia al servizio, siamo 5-2 per l'Idras che vi ricordo sta conducendo la partita per 2-0, 26-24 il primo set, 25-18 il secondo. Trussiello attacca, c'è la difesa di Riccardi. Non prova Simsi, concede una free ball. Zara Vari, la Villa con il tocco a muro che non c'è. 6-2, time out sponsor. Di nuovo in diretta dal nuovo padiglione polivalente di Torbole Casaglia. Siamo 6-2 a favore dell'Idras. Emma Laperca al servizio. Battuto su Piero Bon. Zara Petruzziello ha difeso Riccardi. Si prova il muro della Rotoblas, ma niente da fare. È out l'attacco stavolta di Lumini. Questa volta sì. Siamo 3-6 adesso.
Pronta Ferrari al servizio. Vai Cavi! Pronta Ferrari. Battuto. Ricevuto Marchettini. Poi attacca Adriana Tinti. Settimo punto per Lidra. Servizio battuto. Piero Bon, Zara attacca. Monica Costa Lunga però. Ancora una buona difesa della formazione di Irene Favero. Passa l'attacco stavolta, sì. È passato l'attacco di Petruzziello. 4-7. Bortavi il Riccardi attacca Lumini, mani out vincente, siamo 8-4 adesso per l'Idra Torbole Casaglia. René Campi al servizio per l'Idra Torbole Casaglia. Battuto Piero Bon, riceve Zara, attacca Ferrari, c'è la difesa di Laperchia, prova Lumini, fa quello che vuole la Idra, purtroppo 9-4, 9-4 per l'Idras. Ancora René Campi al servizio. Battuto. E arriva l'Ace. 10-4 per l'Idra. Allora siamo 10-4. René Campi può fare della... Battuto Piero Bon, Zara Tomasetic, Arianna Tomasetic, 5-10. La nostra capitana Carlotta Petruzziello. Battuto su Severi e su Riccardi. Giocabile. Monica Costa Lunga però non sfrutta l'occasione. Petruzziello. Ancora giocabile Rotoblast. Zara Tomasetic, difeso con l'ausilio del muro Simsi. E passa l'attacco ma non la difesa. Attacca Costa Lunga, ci ha provato Zara. Ferrari al centro. Attacco è out. Attacco è out. 11-5. Arriverà Alessia Lumini al servizio. Lumini battuto. Piero Bon. Zara, Tomasetic, Muratta, però resta nella metà campo e la Perchia dall'altra parte. Vabbè, 12-5. Sponsor
nuovo in diretta. Nuovo padiglione polivalente di Torbole e Casaglia. 12-5 a favore di Torbole. E purtroppo adesso la situazione è che sono 7 punti da recuperare. Si sta concretizzando purtroppo il brutto avvio che abbiamo avuto nella stagione 21-22, dove Rotoplas purtroppo aveva fatto 3 KO, 2 3-1 e un 3-0. Sta rischiando di concretizzarsi anche questa volta. Passa l'attacco di Monica Costalunga. 12-6. Costalunga. Ricevuto Marchesini. Pallonetto tentato da Cherubini. Passa l'attacco. No, non passa l'attacco di Ferrari. Fortuna non si è fatta male perché è dovuto fare una brutta caduta. 13-6. Aurora Marchesini al servizio. Zara. Tomassetti, mani out. 13-7 adesso. Arianna Tomassetti già al servizio. Tutto. Andava out Marchesini, poi la Perche, poi attacca Simsi, ha difeso Tomassetti, attacca Ferrari. Ottimo l'attacco di Ferrari. 13-8. Provare a tenere accesa ancora quella piccolissima fiammella di speranza che ci rimane. Tomassetti out, il servizio di Arianna Tomassetti. 14-8. Marta Cherubini al servizio. Siamo 14-8 nel corso del terzo set. Battuto Zara. Agbortavi sfonda il muro di Simsi e Campi. 14-9. Pronta Zara al servizio. Battuto. Pallonetto. Piero Bon ci mette una pezza. Monica attacca, ma difenso Cherubini. Ancora giocabile per la Rotoplas. Attacca Ferrari. Camilla Ferrari. 14-10. Pronta Matilde Zara al servizio. Petrucciello, niente da fare, mani out da parte dell'Ibra. 15-10. Emma Laperchi al servizio. Tutto su Piero Bon. Zara attacca Ferrari. Attacco è out. Attacco è out. 16-10. 16-10. Ancora la Perchia. La formazione bresciana. Battuto. Riceve Costalunga. Zara. Petrucciello. Muro vincente. Muro vincente. 17-10. 17-10.
prepara di nuovo Bacchin ad entrare. Riceve Piero Bon. Zara. Ferrari. Provato l'attacco, ma c'è la difesa di Cherubini. Provato anche Idras, però ancora giocabile però per Idras. Lumini. Forse per il gol. Sì. Piero Bon. Zara. Agbortabi. Mamma mia che difesa di Riccardi. Difesa Costa Lunga. Zara. Petruzziello. Ancora Severi. Riccardi, scusate. Attacca. Aurora Marchesini. Mamma mia ragazzi. Notte fonda per la Rotblast, veramente. 18-10. È entrata Anna Bacchin per la capitana Petruzziello. Quindi 18-10. Malaperchi ancora lei al servizio. Costa Lunga, Zara. Attacca Bacchin. Attacco in rete. 19-10. Malaperchi al servizio. Piero Bon. Zara. Attacca Ferrari. Out. Niente. Buonanotte. Notte fonda totale purtroppo. 20-10. Notte fonda veramente. Giocabile ancora per l'Idras. Attacco è... Dai. Non è possibile ragazzi, non ci siamo proprio più, non ci siamo più. Rientra Petruzziello per Bacchin, ma ormai è notte ma è veramente notte fonda. Notte veramente fonda. È notte fonda qui ragazzi. Malaperchi al servizio. Riceve Costa Lunga. Zara. Petruzziello deve mandarla dall'altra parte perché non era possibilità da attaccare. Muro vincente. Akbortabi. 21-11. Pronta Ferrari al servizio. Forse niente. Forse arriva un ace però. Zara. Petruzziello. Carli. 12-21. Punta Ferrari. Battuto. La Perchia. Kimsi ha provato ma c'è la difesa credo di Ferrari. Poi prova Costa Lunga ed è vincente. 13-21. Time out sponsor. Di nuovo in diretta dal nuovo padiglione polivalente di Torbole Casaglia. 21-13 Ferrari in servizio battuto. Ha ricevuto Marchesini. Mani out dell'Idras Torbole. 22-13.
Adriana Sinti al servizio. Battuto. Ricevuto Piero Bon. Zara. Camilla Ferrari ha difeso la Perchia. Mani out di Lumini, 23-13. Andiamo per mettere i titoli di coda a questa partita. Di 3-13. Robon, Petruziello, Ferrari in free ball con Riccardi. Attacca, o almeno ci prova. Quando Bortavi ha provato a metterla dall'altra parte, senza successo. Mani out, vincendo 24-13. Match ball per l'Hydrat, che ormai sta per scrivere la parola fine alla partita. Purtroppo, come le altre due partite, abbiamo giocato solo il primo set, purtroppo. Adesso out. 4-14. Siamo ancora al match ball, pronto a entrare Gostner, giusto per provare a tenere una tenue speranza, ma che ormai, obiettivamente parlando, non ce ne sono più speranze ormai, a meno che da adesso in poi non faccia 10 ace consecutivi, ma la vedo impossibile. Beh, intanto però il primo l'ha buttato dentro. Primo errore di Riccardi. Hanno giocato entrambi comunque, sia Severi che Riccardi. Primo errore, sì. Un altro match ball. Ancora. Stavolta ha ricevuto Marchesini, che prova a chiudere. Ha difeso proprio Gosner. Attacca Monica Costalunga. 16-24. Ancora un'altra palla match annullata, però sempre quella. Pronta ancora Gosner. Battuto. Ricevuto ancora Marchesini. Attacca Ferrari, ha difeso Petruziello, però deve concedere una free ball. Ancora giocabile per l'Hydras. Lumini, Murata, Lumini, Riccardi. E passa l'attacco con Aurora Marchesini, che chiude la partita 25-16, 3-0 per l'Hydras, che si porta a 6 punti in classifica. Noi restiamo fermi a 0. Notte fonda qua, ancora il nuovo padiglione polivalente. Dobbiamo assolutamente resettarci, fare un esame di coscienza a tutti e cercare di dare una svolta con Lecco, ma anche all'Arena Biancorossa, che si giocherà sabato prossimo alle 8:30 a Volano. Grazie Silvia Briani. L'appuntamento è sabato prossimo all'Arena Biancorossa, dove Luca Parlatini sarà il nuovo primo allenatore. Purtroppo Andrea Cestari ci saluta, purtroppo non portando a casa neanche una vittoria. Gli auguriamo il meglio per la sua vita personale e anche per la sua carriera professionale. A tutti voi l'augurio di una serena notte.